E con noi Ramon Pardo che è visibilmente contrariato per il finale. Primo tempo il Correggio ha quasi dominato, costruendo molto, il secondo tempo anche nella prima parte, e poi nel finale invece la tua squadra si è un po' spesa, un po' mancata quell'intensità, quella lucidità. Bueno, noi io credo che abbiamo dominato tutta la partita, no, ma quasi tutta la partita, perché la nostra forma di giocare fa così. Ma dopo passa lo di sempre, lo che sta passando ultimamente. Troppo falli, 3 rigore, perdiamo la testa, dopo ya non giochiamo a hockey e sappiamo che quando giochiamo a hockey andiamo 3-0 e dopo quando si perde la testa di questa forma questo si deve riflessionare e sapere lo che vuole questa squadra, si vuole andare al playoff, io non dico andare primo o secondo perché una situazione questa, di questo gioco, soprattutto al finale, non si può essere primo o secondo, ma se si vuole andare ai playoff si deve cambiare qualcosa, soprattutto mentalmente, perché una squadra, secondo me, come il Seregno, che non ha fatto niente offensivamente, ha tirato, ha fatto un blocco laterale, non ha fatto niente, pareggia una partita di forma incredibile, come già ha vinto la partita in casa nella giornata 2. Noi dominiamo tutti la partita giocando bene a hockey e dopo la testa si va a casa e così questo non può continuare così perché già fa troppo settimane che passa questo il giocatore che sta qui deve sapere che voglio, che obiettivo voglio se no porta l'obiettivo della società, non lo so, ma questo si deve riflessionare, giocatore, staff e società e questo non puoi passare perché ha passato tantissimo. Ok, io volevo solo farti magari cambiare un po' un sorriso perché hai dipinto, diciamo in Italia si dice il bicchiere mezzo vuoto, però c'è un bicchiere mezzo pieno che è il primo tempo. Il primo tempo ha una squadra di una brillantezza sicuramente forse la più bella insieme al Tiene che si è visto qui, un primo tempo in cui ogni giocatore che tu cambiavi ti dava verticalità, profondità e ogni azione era sempre alla porta di Reggio. Sì, hai del lavoro, voglio dire, hai del lavoro, però delle basi solide. sì, ma questa è la nostra forma di giocare, alleniamo per fare questo, ma questo si deve portare 50 minuti e no, non lo stiamo facendo, è perché si deve riflessionare perché non passa questo, ma il lavoro quando si gioca bene, secondo me siamo la squadra che gioca più bene del campionato, ma si deve giocare bene e si deve competere bene. E soprattutto ganar. Sobre todo ganar. Grazie Ramon.